Beh, cosa dire di Mario Trevi? Indubbiamente uno dei più grandi interpreti della canzone napoletana. Un uomo di grandi valori, un uomo di grandi pensieri e un uomo assolutamente sincero. Io ho avuto modo e il piacere di lavorare con lui come arrangiatore, come direttore d'orchestra, come pianista. Ho sempre visto un grande lavoratore dello spettacolo. Mario all'epoca era un uomo che curava il suo patrimonio vocale, lo curava, cioè non ha mai fatto usi di eccessi, non ha mai fatto le notti inutili, le notti brave, in mezzo alla strada, insomma, voglio dire, non si è mai dato alla movida, anche se parliamo degli anni 60, degli anni 70, degli anni 80. Quindi è stato l'uomo che lavorava per l'artista, l'uomo ha sempre protetto l'artista e viceversa. Un uomo di grande fede, molto legato alla Madonna del Carmine. È anche un artista, diciamo, conoscitore soprattutto di una grande cultura dei vecchi classici napoletani, dei classici forse quelli che non hanno avuto successo. Io ho avuto il piacere di arrangiare, insomma, di produrre una decina di album, dove lì, devo dire la verità, anch'io ho fatto tanta esperienza, ho conosciuto tante canzoni che per me erano addirittura, cioè, diciamo, delle canzoni che non avevo mai ascoltato, anche se, voglio dire, tutto sommato io sono, mia madre è stata quella che mi ha trasmesso l'amore per la musica classica napoletana, eppure avendo una mamma, insomma, che gli piaceva tanto, tante canzoni, insomma, la musica napoletana, non mi ha mai cantato quelle canzoni. Ricordo che lui veniva con un nastrino, perché Mario aveva la passione di andare al mercato delle Pulci a comprare tutti i 78 giri, insomma dischi che praticamente era impossibile da ascoltare perché non c'erano più quelle tecnologie, e lui li riversava su delle musicassette e me le portava a me, e quindi io devo dire che lì ho avuto la grande fortuna di imparare tante canzoni che non conoscevo, quindi ho arricchito la mia conoscenza di questo grande patrimonio che è la nostra canzone napoletana. Beh, tutti sanno Mario Trevi per Indifferentemente, anche se è stato un uomo sempre attento ai tempi. Quando si parlava di canzoni, diciamo, un po' più legate alla malavita, canzoni sul sociale, canzoni da fare poi delle sceneggiate, era un attento, fece una canzone che si chiama Pagelli. Io onestamente non lo preferisco in quella veste, la veste che amo di Mario, indubbiamente Indifferentemente, e Mar Verde, piuttosto che Cunde Lampare, piuttosto che Utosore è veramente una perla, una canzone che veramente ha uno sviluppo armonico, diciamo una sorta di begin, ma fatta con classe. Cosa dire? È stato un uomo intelligente, non è stato uno spendaccione, per non dire che è stato un pircio. Io non sono soltanto legato a Mario, perché ho avuto il piacere di conoscere tutta la famiglia, dal fratello Franco Moreno, da un altro fratello Lino Capozzi, Stefano, l'altro fratello ancora. Ho avuto modo di conoscere i nipoti, Gianluca Capozzi, quindi diciamo che io bene o male ci sono sempre stato in questa famiglia, e devo dire che da Mario Trevi mi sono rubato un po' qualche cosa, non in senso materiale, qualche pensiero.
ricordo con tanto affetto la prima cosa che mi disse quando io feci il mio primo successo, che era 100 anni, con il grande Merola. Mi disse: "Moaglio, ma raccomanda, stipo dei soldi a catta da casa". E diciamo quello è stato un consiglio, sai, perché un ragazzo che comincia a ricevere un po' di soldi è facile, insomma, che si può perdere la testa. Ecco, quello è l'insegnamento che io ho avuto da Mario Trevi. Solo che Mario Trevi era l'opposto. Mario Trevi, per esempio, guadagnava 100 e ne conservava 110. Io, per esempio, ne guadagnavo 100 e ne spendevo 70. Che diciamo, una piccola differenza di visione della vita. Tutto sommato devo dire che se Mario è una bella pagina della canzone napoletana, e tutto sommato, insomma, abbiamo vissuto tanti momenti belli. Io non ho mai vissuto un momento brutto con Mario, devo dire la verità. Quando ho avuto modo di partecipare alle manifestazioni con lui, è stata sempre un'ovazione, sempre un pubblico. Sono anni che io, insomma, pur essendo non di un'età tanto adulta, però io, siccome ho iniziato presto, a 12-13 anni, ad essere il pianista di tanti artisti, quindi diciamo che ho vissuto il bello di quella categoria di artisti. Per me hanno segnato una pagina importante nella mia vita, nella mia testa, nel mio cuore. Anch'io ho imparato tanto. Poi diciamo che forse Mario avrebbe potuto fare anche di più, però noi siamo stati sempre abituati a decidere tutto noi, non abbiamo mai fatto un investimento sulle persone che ci stavano intorno, perché siccome veniamo dal nulla, quindi ci siamo sempre circondati di chi non aveva nulla come noi. Però forse abbiamo sbagliato, perché magari Mario, con una gestione, diciamo, un poco più professionale, con una gestione, diciamo, se si fosse affiancato da persone un poco più, diciamo, competenti del mercato nazionale, forse avrebbe potuto fare anche di più. E quella è stata la mia forza. Quindi io, vedendo loro, vedendo Mario Trevi, vedendo Merola, che comunque non erano circondati da persone di livello, a livello artistico, di gestione parlo soprattutto, non all'altezza, io ho fatto al contrario, ho fatto tutto l'opposto. Praticamente mi sono circondato di persone che conoscevano bene il settore musicale nazionale, e forse questa è stata la mia fortuna. Ciò non toglie che Mario, quello che ha fatto, rimane nella storia, rimarrà per sempre, per i figli, per i nipoti, per i figli dei figli, per i nipoti dei nipoti. Lascerà un grande patrimonio a tutti noi, come noi faremo con gli altri. Quindi la musica è l'unica cosa che non muore mai. Buona vita a tutti.